la natura continua a darci possibilità di rischio, noi a volte arriviamo in luoghi senza quella dovuta attenzione, ma quello che si sta vedendo adesso, seppur con un inizio un po' lento, è quello di un'interconnessione a livello internazionale, appunto per bloccare la diffusione sul nascere. Rete che è scattata nelle scorse ore anche in Italia, Veneto compreso. Nella nostra regione si trova uno dei 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita una donna poi morta a causa dell'antavirus, una delle vittime del focolaio scoppiato nella nave da crociera MV Ondius, che ora si trova al largo delle Isole Canarie. Il passeggero, un cittadino sudafricano, è ora sotto stretta osservazione in quarantena a Padova. Era arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. La sorveglianza attiva è stata attivata dal Ministero della Salute, che ha trasmesso i recapiti alle regioni di appartenenza. Oltre al Veneto ci sono Campania, Toscana e Calabria, tutte chiamate ad attuare la sorveglianza nel principio di massima cautela. Il soggetto in quarantena a Padova gode di buona salute, riferisce il presidente della regione Alberto Stefani, e non avrebbe avuto un contatto ravvicinato con la donna, poi deceduta a causa del virus. Il rischio quindi è ridotto, assicura il governatore. Resta il quadro generale. Io sono ottimista in questo senso, che il focolaio probabilmente potrà crescere perché la malattia ha un tempo di incubazione lungo, quasi 2 mesi, però io credo che riusciremo con quella che è stata l'eredità del Covid a governare e a gestire questo problema. L'antavirus può provocare nefriti e sindromi polmonari letali, ma al momento, assicura lo stesso virologo Fabrizio Pregliasco, non si intravede una nuova pandemia all'orizzonte, a patto di tenere altissimi i livelli di guardia. Precauzione, assolutamente precauzione, ipotizzando una situazione che io credo non sia quella reale, cioè di un rischio di una trasmissione interumana efficace. È vero, questa trasmissione interumana di questa variante Andes del virus antivirus è dimostrata, però è importante agire subito in modo precauzionale e limitare il focolaio all'inizio di quello che potrebbe essere una diffusione più ampia, ma che credo si riuscirà a evitare e sconfiggere.